herself. There's no one else who needs to know. She tells herself. Memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swear she'd do it, now she swears he's gone. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. She lies and says she still loves him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find. Siamo vicini al crepuscolo, io sono finito. Però allora la terra è rossa. L'alpeggio è qua, no? Sì, sì. Allora qui si vede che ormai ogni metro c'è una fanghiglia, palude, terra umida. Praticamente sono tutti piccole piave, tutti piccoli piave che escono dalla montagna che e poi confluiscono in 2 o 3 rami. Andiamo in quello che ufficialmente, no, è decretato ed è il Piave, la nostra Piave, quella da cui siamo partiti, che era bello grande, che arrivava in laguna, e adesso ci avviciniamo. Però vedete che c'è tutta una zona umida, quindi ricca d'acqua, che poi confluisce in più rami per formare il grande fiume Sacro La Patria. Di Piave. Sono un po' emozionato. Benvenuti alle sorgenti del Piave, anche se un po' tardi. No? Con Luigi. Sì, Luigi. con Luigi Pillerhofer, Che è primo cugino con la mamma di di Paolino. Paolo. Paolo Crater. Paolo Crater. Quanto bello è qua? Bellissimo. Lei lo vede tutti i giorni, è abituato lei. Sì, per quello forse non l'apprezza come noi. Apprezziamo così. Allora venga a Venezia da noi a bere 2 ombre. No, ma apprezziamo lo stesso, quando è bel tempo. Quando è brutto tempo o meno. Senti Luigi, una domanda, ma secondo te io e Daniele ce la facciamo domani andare là sopra? Basta per fisico, no? Ma partite da qua o da cima? No, dal Calvi. Su al Calvi. Allora un'ora e mezza si su.
Neanche. No, non è mese. Ce la facciamo, sì. Sì, orco, can, se non viene prima il temporale. Oh, dai. Abbracciamo, Abbracciamo. Luigi, grazie. Oh, Grazie. Facendo merenda in 2 ore. Facendo merenda. dove? Da qua? Dal Calvi su, con la merenda. Sì. In 2 ore. Sì, o se no dovete andare a Zoppi. Orco cane, dai. Parola di Luigi. Sì. Parla Luigi. Dopo non il vostro fisico, ma con la tua età. Dai, siamo Noi andati. non abbiamo un bel fisico, Ah, guarda, abbiamo fatto un patto, Avevo panza. Ok, patto. Allora la pancia cede, va giù. Se vai speriamo. No, dai. Ottimo. Grazie, can, Luigi. la vostra età. Siamo alla baita Monshane, ci siamo già venuti in realtà, qualcuno ci ha già visti, Grandi amici. ci ha già visti in questo posto, solo che insomma poi non ci siamo più tornati alla fine, però il fatto di essere tornati dopo un anno è di nuovo un'altra Ancora ci emozione. ricordiamo tante cose. Insomma. Paolo, intanto grazie. Dov'è che siamo per chi ci vede dall'Abruzzo, dalla Sicilia quest'anno, non so dove siamo. Intanto siamo a Sappada, poi Batamotion l'hai già detto tu, quindi non serve ripeterlo. E visto che siete affamati, stanchi, mi sembra di fare un'opera buona e poi darvi qualcosa mangiare agli affamati. che domani possiate concludere il vostro tragitto. Quindi un prosciutto d'Osvaldo che è leggermente affumicato con i porcini pochi di questa stagione dorati abbinati alla salsa alle erbe che facciamo noi, e un assaggino giusto per darvi anche qui un assaggio, il cervo marinato con la pollentina e i gialletti freschi, che pochi anche quelli, ma in questo momento ci sono. Buon appetito. Grazie. Poi faremo il risottino ai porcini mirtilli che Piatto top. avete già per quanto mi riguarda, assaggiato, piatto top. e quindi è uno dei nostri piatti forti, dei primi. E non posso ovviamente darvi tutto quello che ho nel menù, però i piatti intanto questo per noi è forti top. li assaggerete. Allora, a me piacerebbe, visto che quest'anno, diciamo, rispetto di altre esperienze, noi abbiamo visto molte più cose e in qualche maniera è entrato anche il discorso della guerra mondiale, ma di striscio, dal punto di vista tragico, non eroico. Però questo è è un nostro modo di vedere anche il percorso del film, eccetera, che come ci dicevi tu, più scende verso valle, più si carica di contenuti. Però anche oggi vedevamo, al di là del percorso diverso per arrivare alle sorgenti alla Val Visdente, poi scendendo di nuovo a Sappada, ho rivisto Sappada come un posto, non lo dico per piaggeria, davvero bello rispetto anche ad altri paesi che abbiamo visitato. Sì. E quindi probabilmente me la sono immaginata dentro me stesso piena di neve, no? E penso che quest'anno ne sia arrivata molta. Tantissimo. Mi pare di vedere che c'è molta gente che viene a Sappada. Qual è l'essenza di questo luogo? Beh, penso che, come tu hai appena confermato, la sensazione di arrivare a Sappada e trovare un paese bello sia sicuramente una conferma, e questo penso che lo vedano tutti quelli che vengono a Sappada. In questo momento sono tanti, perché è un paese penso curatissimo, bello, pulito, curato nei dettagli. Tutti amano addobbare le case con i fiori, c'è una tradizione che si mantiene, Sappada Vecchia in particolare, le borgate vecchie con le case di legno di una volta hanno questo fascino che in qualche maniera attira e attrae tanta gente. In questo momento particolare anche siamo aiutati dal gran caldo che così Spinge le persone. fa venire da noi con più facilità la gente Il a fresco. respirare quest'aria anche qui calda, però penso ben diverso, certo. più pulita, più bella, e quindi penso che questa sia la risposta alla tua domanda, insomma. E poi, correggimi se sbaglio, c'è anche questa, come dire, anche un po' il vanto di avere questa comunità che ha una lingua propria, in parte, delle tradizioni così antiche, che sta insomma in una culla tra dell'Europa, cioè tra il Friuli, tra l'Austria, Il Veneto. che è il Veneto, insomma. Beh, Veneto siamo in Veneto, Siete siamo veneti? veneti, siamo in provincia di Belluno, però abbiamo una tradizione Tradizione. austriaca, perché Sappada ha origini austriache, quindi si mantiene un
dialetto austriaco, Che ha sì, sta basi tradizioni austriache, architettura austriaca, quindi c'è un... Sì, c'è anche questo fascino ulteriore Sì, rispetto, sì. rispetto Sì, ad sì. altri centri che abbiamo visto. Che è insomma. apprezzato. Apprezzato, sì, cioè, come se fosse insomma, Sì. Tu parli dialetto? Sì, tutti, la mia famiglia si parla tedesco. Cioè, tra di noi parliamo Sì, tedesco. chiaro. Sì, sì, Che sì. poi è un tedesco un po' arcaico, non è proprio Sì, quello. un dialetto, diciamo, non tedesco proprio puro. Sì, germanofono. Sì. Però capisci molto bene anche il veneziano, no? Perché alla fine... Beh, No, sì, quelli- si capisce, sì. Anche perché mi pare che i veneziani sono sempre stati, no, una roccaforte turistica, almeno Sì. una volta era così, dicevano. Sì, beh, Molti tuttora veneziani venivano- la parte di Venezia è sempre per Sappada, penso statisticamente un cliente, non dico, penso forse tra i primi, storicamente è sempre stato forse il cliente principale come frequenza su Sappada. Venezia e tutto comunque il dintorno, Padova, la zona comunque veneta. Adesso devo dire che... È un po' cambiato. No, sempre bene, un cliente che vedo moltissimo adesso è l'Emiliano. Ah. L'Emilia Sappada, devo dire, ha una grossa frequenza, anche nella mia clientela, che così in queste ultime settimane abbiamo avuto tanta clientela emiliana. Sì. Facciamo un brindisi insieme? Prendiamo, va. Salute a domani. A domani, sì. Domani, che domani è il giorno della verità. giornata- Non È il giorno della si può verità. mentire domani. Evviva! Evviva!
Siamo a quanti? Tipo 1 chilometro dall'Austria. Più o meno. Adesso ci corrigerà chi vedrà le cose come sempre, insomma. Sì, vabbè, Non siamo perfetti. Qua dietro comunque c'è l'Austria. E questa è una bella passeggiata. La fortuna di aver trovato 13 giorni, a parte il temporalone di Fossalda con Alberto che si è tuffato, vabbè, a parte quello per adesso è tutto a posto. Perché il destino ci sostiene. E poi ci sono degli amici che da casa ci seguono in continuazione. Era giusto ringraziare, io saluto la Francesca, saluto Simone che scrive tutti i giorni, sì, è vero. Cristiano Lorenzon, Spadola, sì. e poi bisogna ringraziare e salutare Giorgio Valeri, Sì. che Non è vero che beviamo ombre, Non è vero, non è vero per niente, non è vero, è una stupidaggine. No, quando torniamo però tanica piena no, è pronta, No, le berremo in pianura le ombre di Esatto. Raboso. Qua non c'è proprio, a parte che non c'è il Raboso qui, ma qualche in ogni birra, caso, qualche birra. se solo mi azzardassi a cuccare del vino avrei le gambe tagliate qua. Dunque Diciamo che acqua, guarda. fra poco vogliamo arrivare su No, perché... e poi vogliamo anche tornare giù però. Eccolo qua, acqua, Dolomia, si può dire Dolomia? No, anzi, acqua del Dolomiti, dai. Ok, noi chiudiamo questa un'ora di cammino ancora e poi torniamo giù, faremo un brindisi però no, Poi dopo. in vetta ne parliamo, perché non siamo ancora arrivati. No, attenzione. infatti. Quindi non cantiamo vittoria. Dobbiamo arrivare su. Adesso arriviamo. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Siamo arrivati. 2000, non so quanto. 2007, 697. Beh, insomma, per non saperne leggere e scrivere, voglio dire, non è proprio una passeggiatina, proprio no. No. Almeno per noi veneziani, insomma. No. Però siamo arrivati alla fine. Alla fine siamo qua, in cima al Monte Peralba. 13 giorni di cammino. Tanti ricordi già ormai, no? Tante cose viste, facce, momenti anche di tensione, no? Però, Ma quello ci stanno. però uno scivolone mio prima sulla ghiaia, ma insomma c'era lo stambecco Flavio che mi ha aspettato. E ringraziamo tutti, chi ci ha creduto, chi crederà ancora in noi, in questi progetti, chi avrà il buon cuore di accettarli e casomai di sostenerci, e siamo contenti che tanti altri poi imbocchino queste strade e facciano cose per valorizzare questa regione stupenda, questo fiume, queste Dolomiti
senza eguali, senza eguali al mondo. Sì. Ecco, allora ripeto, ma lo ridico un'altra volta. Allora, questo c'è una croce qui in cima, questo è il monte da cui nasce il Piave. Il Piave è un fiume di pace, è un fiume che unisce, ha sempre unito e continuerà a farlo. E i viaggi sono fatti per unire le persone, per cucire, fondere relazioni, cogliere le impronte del passato e gettare ponti per il futuro. Naturalmente immaginiamo il Veneto che sarà, terra meravigliosa, ricca di eccellenze, ricca di ingegno, ricca di bontà, di solidarietà, di sorrisi, di dolori, e noi in qualche modo nel nostro piccolo, correggi Daniele se sbaglio, abbiamo cercato naturalmente con tutti i mezzi che abbiamo, con la nostra ingenuità, con le nostre anche talvolta scarse risorse, anche con la nostra caratteri, perché ovviamente ognuno ha le proprie linee e spesso ci prendiamo a cornate come gli stambecchi, però in realtà il fine è sempre lo stesso, è quello insomma di cercare di raccontare delle storie in nome di una memoria antica che insomma è la nostra madre, come lo è questo fiume. Volevo dire ai più giovani, cercate di ascoltare la gente, di studiare, approfondire, vedere quello che avete vicino perché è così prezioso e importante. Studiate e crescete insieme a questa natura, questa cultura, queste storie, e tutti voi, se potete, raccontate storie il più possibile. L'esercito marciava per ragione